Pensiero del giorno, venerdì 23 agosto. La contemplazione spinge al servizio. La trattativa del tempo moderno. Ecco la grande attrattiva del tempo moderno: penetrare nella più alta contemplazione e rimanere mescolati fra tutti, uomo accanto all'uomo. Vorrei dire di più: perdersi nella folla per informarla del divino, come si inzuppa un frusto di pane nel vino. Vorrei dire di più: fatti partecipi dei disegni di Dio sull'umanità, segnare sulla folla ricami di luce e nel contempo dividere col prossimo l'onta, la fame, le percorse, le brevi gioie. Perché l'attrattiva del nostro, come di tutti i tempi, è ciò che di più umano e di più divino si possa pensare: Gesù e Maria, il Verbo di Dio, figlio d'un falegname, la sede della sapienza, madre di casa. Chiara Lubick, Meditazioni, Città Nuova, pagine 9-10. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.